9.346 dati, 51 cartelle online sul dark web dalle 23:20 di sabato. La minaccia è diventata realtà e si tratta solo della prima tranche. Dovevano spostare di 3 giorni l'ultimatum fissato per le 16:44 di sabato 15 gennaio i pirati che dal 3 dicembre tengono sotto scacco l'ULSS 6 Euganea. Poco meno di 7 ore dopo, invece, sul dark web sono comparsi i primi 9.000 file. Sabato sera i delinquenti informatici hanno attuato il loro piano criminale pubblicando i file rubati a questa azienda e quindi la loro posizione con questa pubblicazione si è sicuramente molto aggravata. Le informazioni copiate e pubblicate dai malviventi sono per lo più documenti di carattere amministrativo e gestionale come procedure, verbali, regolamenti e disposizioni interne, ma ci sono file con dati personali e sanitari riguardanti l'ospedale di Schiavonia. Dall'ULSS 6 rassicurano i pazienti e nell'ottica della massima trasparenza hanno messo a disposizione un numero verde dedicato 800 184 779 e la mail rpd@ulss6.veneto.it, ma assicurano che tutti gli utenti coinvolti nella vicenda verranno contattati direttamente. Questa azienda è rimasta comunque in possesso del 100% delle informazioni già da subito ed è proprio per questo motivo che già da subito è riuscita con gradualità e con la massima prudenza che ovviamente il caso richiede, ripristinare tutta l'infrastruttura informatica e quindi riattivare in progressione appunto i servizi. Intanto le lancette dell'orologio girano e l'ultimatum posticipato è pronto a scadere nella giornata di martedì.